La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Puntata di questa sera della rubrica di Friuli Lavoro dedicata all'alternanza scuola-lavoro, in particolar modo alle iniziative che ha realizzato MAV. Siamo qui con Chiara Manfrin, appunto di MAV, del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Buonasera Manfrin. Buonasera, grazie. Benvenuta a Friuli Lavoro. Allora, in Italia per molto tempo c'è stato uno scollamento tra il valore educativo del lavoro e la capacità formativa delle imprese e lo spazio che effettivamente veniva dato loro nelle scuole. Quali sono state le conseguenze di questo scollamento fra necessità delle imprese dal punto di vista professionale e formazione della scuola? Le conseguenze inevitabili sono state indubbiamente l'aumento dei NEET, che sono i cosiddetti ragazzi che non stanno lavorando, non si stanno formando e non stanno nemmeno studiando, l'aumento della disoccupazione giovanile e il muro che esiste tra le imprese e il mondo della scuola. In che modo MAV si inserisce in questo contesto ed è in grado di offrire una proposta formativa nuova, concreta e specifica? MAV conosce le imprese, conosce il territorio, conosce le logiche che spingono le aziende nelle ricerche del personale e viceversa conosce le aspettative dei lavoratori nella ricerca del lavoro ideale. Questo ci permette di creare dei percorsi formativi mirati e di orientamento atti a eliminare quel divario che esiste tra competenze in uscita del mondo scolastico e le competenze invece richieste dalle aziende all'ingresso dal mondo del lavoro. Quindi ci pare di capire che uno studente che ha affrontato un progetto e un percorso di alternanza scuola-lavoro ha sicuramente molte più probabilità di trovare un lavoro e magari anche un lavoro che gli piace rispetto a uno che non ha svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro. Indubbiamente sì, anche perché questi percorsi che abbiamo realizzato permettono al ragazzo di lavorare sulle competenze trasversali, quindi quelle competenze che permettono un più rapido inserimento lavorativo. Questo permette al ragazzo di inserirsi prima e meglio nel mondo del lavoro e dall'altra parte alle aziende di risparmiare sui costi di selezione e sui costi di formazione dei neoassunti. Ecco, ci può fare degli esempi di percorsi di alternanza scuola-lavoro seguiti e realizzati concretamente da MAV? Sì, quest'anno proseguiremo sulla falsariga dei percorsi già avviati lo scorso anno, dei percorsi start-up del Savio Bootcamp e Electrolux Professional Studenti in Azienda. Ci parli del Savio Bootcamp intanto, che scuole ha riguardato, che figure professionali e quali o quale azienda? Savio Bootcamp, come dice il nome stesso, ha coinvolto Savio Macchine Tessili di Pordenone e la progettualità è stata creata da MAV in coprogettazione con l'azienda Savio e Unione Industriali Pordenone, coinvolgendo più di 100 studenti di tutti gli istituti del Pordenonese e di Udine, quindi il Kennedy di Pordenone, lo Zanussi, piuttosto che l'ITI di Spilimbergo, il Della Valentina, il Bearzi di Udine, da cui sono stati selezionate una rosa di studenti che hanno poi effettuato un training tecnico e professionale all'interno dell'azienda. Per quali figure professionali in particolare? Le figure professionali sono state selezionate in riferimento ai reparti principali dell'azienda, quindi è stato svolto uno studio sui reparti, quindi sono figure professionali tecniche e che possono rispondere alle esigenze di un'azienda come Savio Macchine Tessili. E riguardo invece al progetto Electrolux Professional? Il principio è similare, nel senso che nasce sempre dalla collaborazione tra questi partner che abbiamo citato prima e con l'intervento di istituti quali sempre lo Zanussi di Pordenone piuttosto che il Kennedy. Il principio è lo stesso, il principio è quello di portare gli studenti a conoscere direttamente i reparti aziendali e quindi a mettersi in gioco e a confrontarsi con realtà che altrimenti non avrebbero conosciuto. Nell'ottica di trovare un lavoro. Chiaro. Magari adesso spostandosi dalla zona del Pordenonese vediamo un po' la zona anche della provincia di Udine e della Venezia Giulia, lì in quali settori vi siete concentrati, con quali scuole e magari per quale tipologia di figura professionale?
Sulla zona di Udine abbiamo già iniziato lo scorso anno a collaborare con il Bearzi, con il Malignani di Cervignano e andando a poi coinvolgere le più importanti aziende della filiera meccanica dell'area di Udine e provincia. Anche chimica? Anche chimica, sì, esattamente. Il Malignani infatti di Cervignano ha delle sezioni chimiche, abbiamo coinvolto anche delle aziende rinomate e prestigiose appunto del settore chimico che si sono prestate ad ospitare questi ragazzi per conoscere i vari reparti. E nella Venezia Giulia invece, dottoressa Manfrin, su quali aree, quali figure professionali vi siete concentrati? Nella Venezia Giulia iniziamo quest'anno grazie alla collaborazione dell'Istituto di Staranzano e ci rivolgeremo alla filiera di riferimento dell'area, che è indubbiamente l'indotto della diportistica navale, quindi metalmeccanica ma anche diportistica navale. Ecco, questo è il nuovo progetto. Ringraziamo la dottoressa Manfrin e ci a lei. vediamo la prossima settimana per un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.